Mister Giordano, allenamento di rifinitura a Fontanelle, domani affrontate in semifinale del torneo Pietro Paolo Brucato la rappresentativa di Catania. Abbiamo alzato l'asticella come volevamo, diciamo che l'approdo alle semifinali era il nostro obiettivo minimo quando abbiamo iniziato a lavorare per le selezioni, per affrontare il torneo di Brucato. Ora siamo in semifinale, la giochiamo in casa, la giochiamo davanti al nostro, speriamo, numeroso pubblico, quindi la partita l'abbiamo preparata bene, abbiamo abbastanza informazioni sulla squadra che incontreremo, una squadra forte che per tradizione e per bacino d'utenza sicuramente sarà superiore, o pensiamo che sia superiore a noi, ma noi abbiamo abbastanza argomenti per metterli in seria difficoltà. Abbiamo visto c'è qualche piccola defezione, non so se magari potrà recuperarsi qualche giocatore importante, però ci sono altri ancora importanti che possono essere utilizzati. Sì, come hai detto tu poc'anzi, abbiamo un paio di giocatori che sono reduci da piccoli fastidi muscolari. Vediamo se col lavoro dello staff medico guidato dal dottore Curella riusciamo nell'arco di 48 ore di poterli recuperare. Se non fosse così abbiamo in rosa altri giocatori validi che sicuramente diranno la sua e che sicuramente daranno il loro contributo.